Ah, ingegnere del travaglio. Allora, c'è un sacco di carte, qua, un sacco di cose. Oh, buonasera, buonasera. Buonasera. Piacere. Buonasera. È il signor- primo cliente lei? Signor Salvatore, Sì. è un piacere conoscerla. Bene, mi dica, signor Salvatore. No, lei è Salvatore. Io sono Salvatore? Lei è il signor Salvatore. Io non conosco questo Salvatore. Lei ha detto piacere, signor Scusi, Salvatore. lei non è Salvatore. Allora, facciamo tutto cosa da capo. Eh. Lei è entrato e ha detto piacere. Buonasera, signor Salvatore, piacere. Signor Salvatore è lei? No, è lei, signor Salvatore. Quale Salvatore? Io non sono Salvatore, come conosci questo Salvatore? Scusi, lei mi deve dire che è Salvatore allora. Io cerco Salvatore. Ma io manco conosco questo Salvatore, come faccio a dircelo a lei chi è Quando Salvatore? io sono entrato, Sì, lei ha fuori. detto buonasera, signor Salvatore. No, fuori prima, nell'insegna c'era scritto agenzia di viaggio, Sì. da Salvatore il chirurgo. Lei è Salvatore, piacere, sono Piacere. Natale. Ma per forza di essere non so. Quella è la riduzione del siciliano che ho fatto io. Che cosa? Per le persone che non sono tanto ignoranti come è lei, che che lei non è ignorante, no. che ci metto tu e operator, ci metto tu Salvatore il chirurgo. Ah, ho capito, Salvatore il chirurgo. Comunque, piacere. Piacere. Io sono Natale Ah, e sì. sono nato a Pasqua. Che faccio? Chiudo e me ne vuoi ritirare a casa? Eh? Scusi, questa battuta la prego, io so comincio a ridere che questa battuta qui se ci vuole mezz'ora prima di sfogarmi. Che Lei- cosa desidera lei? Lei come si chiama? Io mi chiamo Litterio, Lei si chiama Litterio? Sì, Litterio. Litterio? Sì, Litterio. 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 Lei è Litterio. Di Litterio ce n'è uno, tutti gli altri sono nessuno. Scusi, lei è Litterio quello della televisione? Della televisione. Ma che piacere, che piacere. Grazie. Signor Savolarosa, come sta? Ma io che sogno, mi era dato questa bolla rosa, scusi. Non lo so, dico, come sta, signor La Rosa? Io ospedale. Ma che dice all'ospedale? Sì, ospedale. Ma se io abito qua vicino, l'ho visto ieri con una biondina mozzafiato. A disgrazia che ho visto magari sua moglie con una biondina mozzafiato e tanto ce n'è come andavo all'ospedale. Mi dispiace. Sì, signore. Speriamo che si Stia riprenda. tranquillo, Non lo stia so. tranquillo. La malerba non muore mai. Allora, Mi dica. niente, io sono qua perché siccome lei è l'agenzia di viaggio. Sì, signore. Beh, siccome io festeggio il secondo anno di anniversario con la mia compagna, quindi Che cosa volevamo pensi? festeggiare. Pensiero delicato, quindi lei volesse fare un viaggio con sua moglie. No, non è mia moglie, ma comunque. Che è una sua amica, No, vabbè. che è la moglie di un suo amico, No, una compagna. è la moglie del suo migliore amico. No, quale moglie è il mio migliore Lei la amico? faccia del porco ce l'ha, lei ce l'ha. Ma che sta dicendo? Ma come A si me me permette? lo può dire, io Ma che dice? Come si permette? No, è una mia. Stiamo assieme. ecco. Aspetta, vabbè, ma perché non sa marito? Perché tanto le donne si vogliono fare maritare, tutte si vogliono fare No, maritare. non posso, non me la posso sposare. Perché non se la posso Non me la posso sposare, ancora non me la posso sposare. Ho capito. E separate in attesa del divorzio. No, il divorzio già c'è stato. Allora si maritasse, Non scusa. allora, glielo spiego. Il mio matrimonio è vietato. Perché? Che vuoi? Ma caro mio, non era vietato, ma caro mio, non mi maritai. Il suo era vietato? Vietato, ma da Vaticano, dalla chiesa. Ma come mai? Ma un Dio voleva che mi maritava io. Ma E che intanto sua moglie? io ci cascai. A sua moglie? A mia moglie, che mi volevo maritare. Ah. Io mi volevo solo divertire con lei. Ah, sì? Che faccio? Che non mi ha visto, qui sta mi diverto, ma porta a mare, ci faccio fare un canotto, io mi ci metti di sopra. Ma che dice? E invece niente. Comunque io Mi è scillacato i piedi, purtroppo. non me la posso sposare, ci sono dei problemi, diciamo. E che insomma. tipo di problemi ci sono? Niente, non posso, è vietato, basta, non mi faccia dire altro. Ma È comunque, vietato. parliamo di sua moglie, ma dov'è? Sta posteggiando. Perché venissero con la macchina di sua moglie? No, con la mia macchina. Con la sua macchina? Sì. E guida lei, sua moglie? Sì. È un tipo mascolino, Sa, noi siamo una coppia moderna, non c'è differenza. Non c'è differenza, Sì. non c'è distinzione. Come a me, allora magari io sono una coppia moderna. Ah, sì? Sì, perché con me e mia moglie non c'è distinzione, qui è un mascolo, non si capisce. Ah, sì? Sì. No, noi siamo così. Guardi, io le faccio un esempio. Io, per esempio, a casa faccio i piatti. No. Sì. No, questo lei non lo deve No, fare. lo faccio io, i piatti Lei li faccio così rema contro la categoria degli uomini, scusi. No, faccio i piatti. Ma se si viene a sapere in giro, non li deve fare i piatti. Sì, lei. ma lei mi aiuta Ah. a cucinare, a cucire i calzini. Perché cucina lei? Certo, E i chi la calzini- aiuta so? Certo. Ma lei sta buttando un mondo su te sopra, scusi. Lei è la vergogna della categoria. Ehi, a che A che? Crecche, ma qua entra chiunque, il primo cretino che passa perché entra. Ma quale cretino? Ma scusi, lei qua in vunica, che lei ha sbagliato, forse vuol dire a porta presso che c'è un avere che è un poco... Ma che stai dicendo?
Cercavo il mio uomo. Io lo cerco qua. Ma lo chiamo appena va già a lei. Ma è lui il mio uomo. Sono io. Ah, questa è sua moglie? Sì. Sì? Non, Sì? non c'è distinzione perché... Non siamo sposati, perché non si può ancora. Sì. Mi scusi, sono arrivato in ritardo perché c'era un uomo che mi seguiva ma era lento. Non mi presenti? Ah sì, lei è la mia, cioè il mio... Basta, capiamo, state insieme. Pasqualina, ma sono nato a Natale. No, allora io giuro, veramente me ne vado a casa, me ne vado, perdonatemi, con queste battute io non resisto. Scusi, mi rido tutta, mi rido. Allora, lei come si chiama? Litterio mi chiamo io. Litterio? Allora, sì. Litterio? Litterio. Ma è quello della tele? Sì. Ma che bello! Ma lei lavora con quel signore piccolo, occhialuto, abbronzato? Me lo dica, è la sua fidanzata? Oh, quale fidanzata? No. Io sono sposato. Se l'è sposato, che fortuna! Ma no, a lui, se mi maritavo con lui. Perché Mi ho no? maritato con un'altra donna, io non so ora se c'è fotografia, che se ve la posso far vedere. Non lo so. Ecco. Questo è mio amore. Ah, mamma mia! Chi Ha è? visto? Mamma! State vedendo una carta, sapete di presenza tutta un'altra cosa di Vabbè, presenza. ma diciamo dai, insomma non è male, non è brutta. No, No, non è così male, su! no. È un tipo, è un tipo. È Ma un sì, tipo, un è un tipo. tipo come la macchina, come la Fiat, è un tipo. Ma che c'è? No, che c'entra? È un tipo. come posso dire, un tipo di elettrodomestico. Elettrodomestico? Sì. La lavatrice. Perché? Precisa la lavatrice. Ma di sua moglie? Quando è accalata, che aveva dei pantaloncini che fanno sudare, gli come si accala una lavatrice precisa. Ma che dici? Io la prima notte di nozze, io ci ho fatto, io con questa donna ci ho fatto l'amore. Non lo è. No, lascia perdere. Ah, buonanotte, mi pare che io scherzo. Ci ho fatto l'amore 2 volte. Due volte? Ah, non una volta, 2 volte in 29 anni di matrimonio. In 29 anni solamente 2 volte. Ah, c'è non dica, ce la faccio vedere. No, lasci. La prima volta è stata la prima notte di nozze. Sì. La prima notte di nozze la devo fare per forza. Che bello. C'era tutto il paese da porta che ascoltava. Sì? Certo, c'erano le scommesse, ce la fa, non ce la fa, non ce la fa. C'erano i bagarini. Ah, sì? Che io ce la facevo, lo davano 100 a 1. Ma no. Lei ci giocava 1000 lire, vinceva 100.000 lire. E ce l'ha fatta? Certo. Ah sì? Ah, no, io me lo immaginavo, ma ho cattato 5 litri di zubibo, mi portai in do bagno di zubibo. Ma se ci miso con moglio do gabinetto. Ma se sai che a me larghi quando ne abbatteva. 5 litri me ne vivevo. Ah sì? E dopo? Io Che è successo? come riempì la porta del gabinetto, ubriaco com'era, magari un stipeto dalla porta. Mi passa Monica Bellucci, un stipeto dalla porta. Ah sì? Ah, una cosa... E già dopo, il primo colpo allo stipite. Ha dato un colpo allo stipite. Un colpo che durava che 6 di mezz'ora. Ah sì? Sì. Quindi si è concentrato. Ah, lo stipite era bello di chi tu non era chi tu che... Ah, poi mi sai l'occhio, c'era la porta della lavanderia aperta, piglia e vista Ida. Ah, sì? A crocifisso. Racconti. Perché lei ascoltone? Che mi c'ha e d'ingoggio carusi bianca, di carne come un pollo, bella, Sua moglie? bella, di carne dura come ferro, come ferro. Infatti era la lavatrice, non me ne aveva accorgiuto. Come? La lavatrice? Ma mentre mi stavo sopra sotto, carusi che amplesso. Ah sì? Che amplesso, ci misi mano da re da mezzo tubo, ci misi mano de cose. Ma poi ci rapiù un cestello come rapiù un cestello. Sta Maria, madonna! Ecco, c'è una super donna, Ma era la lavatrice? Era la lavatrice, non me l'avevo accorgiuto, mentre era ancora, no? Com'è finita? Che partiva la centrifuga. Dopo capì. Certo. E poi mi si chiamare da stanzelletto, era Ida, che mi chiamava Strunzo. A sua moglie? Sì, e poi io ci ho andato, Vabbè, ma vogliamo parlare del viaggio? Parliamo Su. di questo viaggio. Oh, Ah, su. volevo... Ma lei, questa prima era un'agenzia di pompe funebri.
Allora, guarda, ti sto papà funebre. No! No, me l'ha da dire, perché hai due carpette, o viaggio o pompe funebri. Ma noi non Ma perché vogliamo lei le fa tutte e due le cose? Certo, questa prima era un'agenzia di pompe funebri. E ancora lo è. L'agenzia di pompe Ne facciamo prezzi. Che facciamo? Lo volete? No, Eh? ma che No, vogliamo? no. Ogni tre tabuti, un tabbutetto in omaggio. Ma che me ne faccio? Ma che mi interessa? Noi vediamo magari a nicchia. Non mi che non ne interessa! vogliamo? 2000 euro c'è da mettere sulle morte. Ma guarda. che Ma che quale morto? Ma non ce l'abbiamo! Il morto non ce Non ce l'abbiamo! l'avete morto? No. E allora ci metto io, Ma non le 2500 euro. vogliamo! Che cosa? 2500 euro, ci metto morto io. Lei ci mette il morto? E 500 euro su pecchio, ce ne dare 500 a Ma un perché bicciotto. questi 500? Ce ne dare 500 euro a un bicciotto per ammazzare a uno. Ma scusi. per favore! Ma che c'è? Non lo vedo morto io. Ma guardi, noi siamo qua per il viaggio. Sicuro? Viaggio? Anche questo è un viaggio di sola andata. Ma che Oppa! c'entra? Che c'entra? Questo è più breve di sola andata. Voi volete questo? No, Andate no, a no, viaggio, il viaggio, il Va bene, viaggio. va bene, quello che volete voi. Allora, questo lo metto da là? Sì, non ne lo metti volete di là. approfittare? Sì, No. lo metto di là. Gli avevamo prezzi. No, no, non ci interessa. Io preferisco quel chiacchiere sono i soldi. Sì, Senta, ho non capito. ci interessa. Non ne parliamo più, basta. Basta. Agenzia di viaggio. Agenzia di viaggio. Agenzia di viaggio per questa coppia. Allora, vi vorrei dare la formula risparmio 50% partenza intelligente. Bella, Bella, ci piace, ci piace. Perché mi avete fatto, scusi, Prego. perché mi avete fatto simpatia tutte e due. Grazie. Allora, questa, per esempio, vi faccio un viaggio, che saccio, dobbiamo andare, che saccio, in Svizzera, per esempio. Vi faccio pagare, quanto costa? 2000 euro Sì. una settimana? Io vi faccio pagare 1000 euro. Sono d'accordo, lo prendiamo. Partenza intelligente. Lo prendiamo. Prima parte uno, quando chiedo torna parte l'altro. Ma che è? In che senso, In che scusi? senso? È 2000 euro viaggio, non ve lo faccio a 2000 euro. E quanto ce lo fa? 1000 euro. però 1000 euro lei come parte, come torna lei, tocca io, mi fa e parte io. E io- Altri 1000 euro. E sono 2000 euro, 1000 e 1000 fanno Ma 2000. lei la somma la lasciare perdere, lei che ne canesce. Ma che Ma c'entra? poi vedo tutta una vita per stare Ma insieme. infatti io non parto con lui. Con chi parto con te, amore? Levi di mano. Levi di mano. No, non ci Dovete interessa, partire guarda. per forza insieme. Non ci Va interessa. bene. Allora facciamo un bello viaggio nella giungla No, amazzonica. le vibra il telefono. Ah, le il vibra. telefono, il telefono. Le vibra. A me? Sì. Allora che a me. Ma scusate. Oh, Pronto? sì? Ah, Croci? Ma che mia moglie? Ce la saluti? A che salutare, stiamo a vedere. No, no, Ce la saluti? Vabbè, per saluto un Dolce Gabbana, ce l'hai io qua. Ce l'ho qua davanti a me. Ma che fai, non ci credi? Ti faccio salutare, a salutarsi. Ciao pazza. Questo era Dolce. Questo era Dolce. Cabana c'è Cabana. E Cabana. Sì, che cosa vuoi? Dimmi una cosa, aspetta, prima che parli. Con la patente, com'è finita con la patente? Ah, la Si sta pigliando la patente. Uh. Sì. Come? L'ingegnere che ti ha detto? È ancora svenuto? Come svenuto? L'ultima cosa che ci sentiste dire fu: signora, la prego, non metta la terza. E tu ci facesti notare che era camace indietro? Ah, io volevo dire, signora, la prego, non metta la terza persona da sotto? Disgraziata, ma quando l'ha ammazzato? Oh santo Dio, ritirati a casa, non fare danno. Ritirati a casa. Vatti, mettiti a letto, che solo quando sei a letto non fai danno. Ti tagli la televisione, non mi disturbare questo... Ciao. Nati, facci guarda, il nostro amico legge. È acculturato che uomo. Di mano, ti taglio sta mano. Questo non è mio. Ah. L'ho trovato per strada e più tardi ce lo restituisco al proprietario. Perché sa chi è il proprietario? C'è scritto qua in alto: Alessandro Manzoni. Ma che Ma c'è? che c'entra? Che c'entra? Ma che c'entra? Questo è il proprietario. Ma quale proprietario? Ma lei che ne sa? Questo è Manzoni, io conosco, questo è il fratello maggiore del famoso Mazzini. Per favore, Sì, vabbè, vogliamo lasciamo- parlare del viaggio? Oh, per parliamo del favore. viaggio. Perché che lo fai? Non c'è qualcosa. Allora, giungla amazzonica? No, ci sono troppe zanze. No, qua Zazza non ce n'è, lei che paga prima, Zazza non ce ne lascia. Zanzare! Che fa, brividi Dio. Uffa. Va bene. Un viaggio nel deserto del Sararà lo volete fare? Deserto? Deserto del Sararà, dall'Africa. Che dove Sarà- ci sono le tombe, i piramidi. Che ci I sono? pirami? Ci sono i piramidi dei faraglioni d'Egitto. Che Faraglioni. cosa? Ma quale faraglione? Il famoso faraglione Tutankhamon. Ma che? Tutankhamon. Sultan. Tutankhamon. No, Tutankhamon. Oh, Tutankhamon. Tuta-
Tutto un camion? Va bene, va. Tutankhamon. Tutto un cane? Tutankhamon. Tutankhamon. Ma non Ma è bellissimo. Un deserto c'è la sabbia, ma una cosa infinita che puoi dire almeno 2 volte alla playa. 2 volte alla playa. Il deserto? Io ci sono stato in Africa. Sì? Ah sì, lei c'è stato? Sì, io vinci un viaggio in Africa gratis. E bazzicavo una ragazza, sapete queste qua indiane, queste che fanno le coffe. Che fanno le coffe delle famiglie. Le coffe. Sì, queste indiane che hanno il bullo rosso qua. Sì, le indiane. Mi piaceva questa ragazza, una sera me la portai a pizza, ci fece vivere 2 bucali di birra, come chiamavamo da macchina, si addormisce io camminavo, con la macchina, si desse una scotolata, io fece così, non si svegliare, si sta dormendo, mi mise in da piazzola di sosta, Non mi dica! io con 2 bollo qua, piglio 10 centesimi, ci grattai, non mi in viaggio in Africa. Ma veramente? Allora, ha finito così il viaggio. Ci fece la fotografia, fotografa, tabacchino, partenza. E quindi? Ah, quello che non ho passato. Quindi lei è stato in Africa? In Africa e Chiedo allora che ci non posso- racconti? Purtroppo mi portai a mia moglie perché era per 2 persone. Chi mia moglie appena arrivavo in Africa non fu morsa. Mozzicavo uno scorpione e un serpente a sonaglio. È morta! Mosso un serpente a sonaglio e scorpione. Ah. Ma io ci chiamava a freddo. Ci chiamava a frevi alta, perciò era a chiamare il medico dell'albergo, albergo 5 stelle, vino un medico, mi fece la rosetta, l'indomani c'avevo la battuta di caccia grossa. Questa dei leoni. Safari. Safari, che sono safari? Perché c'è scritto da bravo. No, che safari? È obbligatorio, safari. Perciò mi desse la rosetta il medico, io scendo là sotto col biglietto per pigliare un giubbotto di proiettile, i scarpe per quelli alti per fare la caccia, un fucile, la cartucciera, i proiettili, passo da farmacia, piglio su posta, lascio cosa. Bene, una serata di traffico, mi corcai alle 2 di notte. Ma c'è arrivato al safari? Sai tutte cose, ce lo sai a mia moglie, su posto sopra il comodino, io da caffè a 40, 41, 42, povera. poveretta. E io mi caricai tutte le cose, domani mattina partenza alle 3:30. Oh, manco partiamo che eravamo nel centro della foresta, non misti il leone. Un leone. Spavento! Spavento, Maria Santi, ma beauty da macchina, io. Lei? E dico, ma Coraggiosa. cosa sta facendo? Lei è un pazzo, lasciatemi! Piglio due fucile, carico, pa, 7 corpi a cavolo, leone. È morto? No, ci passava a frene. Come ci... Al leone? Ci sparai che i supposti. Come con le supposte? Come con le supposte? Ma ho portato i supposti. Le supposte di sua moglie? Nel caricatore ci misi i supposti per sbaglio. E i proiettili! I proiettili non do comodino, su proletto. Di sua moglie? Di mia moglie. E com'è stato sua moglie? Che è successo? Stendiamo un pelo veloce su questa cosa. Scusi, sua moglie aveva i proiettili. E che fine ha fatto? Quando tornai all'albergo, a trovare polizia, carabinieri, pomperi e croce rossa. Che è successo? 2 morti e un ferito grave. Ma perché? Stava misi i proiettili. Sua moglie! Cafreva a 42, già a prule, coriao. Ida forse questa freve ci fece smottamento di stomaco, E che ha fatto? ci fece aria. Per cui... È un grande perito mia moglie. Sua moglie? Ha studiato! No, stendiva, perita stendiva. Ida. Ah sì? E quindi? Quando creature do cameriere, per atto di gentilezza, ci stava portando un tè, ci tu puliamo, ci si posso, rapiu. E che è successo? Mia moglie, pa! E ci scoppiava la tazza con te, pa! Un secondo colpo fu a mitraglia, pa 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 pam! 2 colpi a cacchio. Un colpo spaccava un stipite dalla porta e trasivo addirittura, che sta succedendo? Pa! Un colpo andò fuori. Ma mazza da tutti! 2 morti e un ferito. Una cosa che io ho voluto scancellare dalla mia mente. Niente, comunque noi in Africa già Noi ci siamo con stati. l'Africa non No, vogliamo no. andarci. Allora, Anche perché abbiamo avuto una brutta esperienza in Africa, Sì, guardi. sì. Ascolta sta mia, vogliamo fare una cosa? Volete andare in Islanda? No, troppo freddo. Volete andare a New York? No, troppa gente a New York. Volete andare a Milano? No, troppa nebbia. Volete andare a Roma? Non mi dici di troppi papi, uno solo ce n'è. No, a Roma già ci sono stato, quando il Catania ha perso 7-0. Meglio non tornare nel luogo del dolore, No, ora non no. ci torniamo più. E allora che facciamo? Vogliamo andare a Venezia? No, c'è troppa umidità, mi rende la pelle squamosa, amore. Usulappere gioia, Sì. Allora che facciamo? Volete andare a Parigi? Parigi, bello, Parigi. stupendo. Ma con te andrei ovunque. Ah, comincia a passare, già poi ti raggiungo. Scusi, il telefono. Il telefono? Sono il telefono. Scusate. Pronto? Mia moglie. Ce la saluti! Ma che saluta? Ce la saluti! Vabbè, ti saluta l'Elemore e Fabrizio Corona, qua sono con me. Qua ce l'ho davanti, ma perché non mi credi? Ti faccio salutare. Oh, va a salutarci.
Ciao bella. Mi sentiste era Fabrizio? Fabrizio, no, lei non si sente, è indisposto. È cabana. Va bene. Cosa è successo? Ha restato oscuro? Come oscuro? Ti stavi guardando la televisione, si è spenta la televisione, ti è mancata tutta la luce? Ah! Senti che cosa fai, amore? Scendi là sotto. Sì, scendi. Mentre ti parlo, c'hai il telefonino, scendi. Sta scendendo? Ecco. Ora invicchi dentro su sta scala. Come non ci entri? Ma cosa fa? Come non ci entri? Non ci entri perché hai i mini rossi? Che significa? Girati al contrario, che c'hai il culo scidegato, così ci passi. Sei entrata? Benissimo. Ora vai nel contatore. Ah, dirigo io. Dove c'è scritto Scalisi? Noi siamo la famiglia Scalisi, esatto. Oh, benissimo. Vedi che ci sono 2 fili che entrano di sopra e 2 fili che ne escono di sotto? Quelli che entrano di sopra, chi sono quelli che vengono dalla strada? Ma come dalla strada? Sono attaccato dalla luce dalla strada. Ma non si fa! Se sotto non hai, come la fa la bolletta? Ma scusi, lei è attaccato, lei gli ruba la luce al comune. È un comune, non è la casa del popolo. Guarda che non posso fare dopo popolo. Sì, Ma che non c'entra? Mi faccio aiutare le cose. Io mi arricchio. La stufa è sempre domata, chi di elettrica. Ah sì? Tu gas mi ufficio tagliare, c'hai i fornelli elettrici. Certo, paga il comune. Un riscaldamento mi faccio con il forno, io hai 5 forni sempre domati, come un'aria calda. A quel prezzo! Oh, amore, allora, pigli i fili di sopra, vedi che sono lente i viti, l'avevo allentato io perché mi parlavo a cuore. Amore, tiri i trasti, vedi che c'è il rame di fuori, e uno giallo, brava, e uno blu, brava. Amore, tocchine uno. No, non si fa! Con quello che hai, tocca che tu giusto. Toccane uno a caso, scegli il colore che vuoi tu. Quello blu ti piace, toccalo. Lo toccaste? Non è successo niente, tutto a posto? Non può essere. Amore, questo è il neutro. L'altro è la fase. Non toccare quello, senti? Bravo. No, ci dico apposta perché i film ne fanno sempre il contrario di chi tu ci dice. Ma che ci? Non lo toccare perché se lo tocchi ti rimprovero. Fai quello che ti dico io, ho capito, non sta toccando. Benissimo, rimettili dentro, i viti stringili. Come noi hai che vite, fallo con l'ugna. Ti dai chiassa stamattina, con l'ugna dei piedi, ti metti in terra i piedi, zizi. Fatto? Benissimo. Torniamo a luce. Ecco, torna sopra, mettiti a letto e la televisione che più tardi ci vediamo, scusate. Allora, facciamo Parigi! Sì, Parigi. Facciamo Parigi. No, ma tu a Parigi forse ci sei stato! No, ma io a Parigi già ci sono stato. C'è stato a Parigi? Sì, certo che ci sono Anche stato. io ci sono stato. Lei c'è stato a Parigi? Sì, 2 volte. Una volta ci con mia suocera, c'è cosa che gita chi da che organizzò Parrino. Sì, poi noi ci siamo fatti lasciare là, me, che bella. Però parlano tutte francesi, non si capisce. Certo, è in Francia. Mi pigliai scando. Io avevo tanta voglia di sentire parlare italiano che mi ho visto un film italiano. Sì, con mia suocera e con mia moglie. Io masticavo, non meglio do film, cominciavo a ghittare luce, ferme! Allumate le luci, non si muove nessuno! Che è successo? C'aveva cascata la gomma da ucca e la cercavo. Per questo! Per una gomma, tutto questo. No, ma quando la gomma c'era attaccata la tendera magari. Come? Non so, io ce la trovai, c'è la polizia, ci sputai in bocca e ce la tornai a mettere. Schifo. E poi ci sono stato un'altra No, volta. comunque è bella, Parigi. Poi a me mi piace la baguette. Lei avevo voglia lungo la Senna, baguette, bagaglie, mignotte, No, la baguette. Transit ce n'è, Ma che transit. transit? La baguette è il pane, il filoncino, il filone. Questo, ci sono andato con mio cugino Alfio. Io devo trasire una salvezza, mi dia un filone. Ma dai, hanno un filone tanti. Io su mise sotto la scida, un mese di luglio. Che ti metti sotto la scida? E che succede? Perché tu sudo come una fontanella. E due pane ci cominciava a rimudrare perché sotto due filone ci cominciava davanti a calare così e di dietro a calare. Ecco poi! E poi ci cascava un dente, ci si affetta, cascava un pane intero. Dice, come può essere? Ci lei sotto la scida. Che è saurazzo, che è una pagnotta tanta, avevo Che sotto la scida schifo! così. Manco il tempo di farmelo vedere, arrivarono 50 palumi. Ma che schifo! La depilazione totale. Comunque, Parigi no, perché lui c'è stato e ci sono... Ha qualche cos'altro da proporre? Scusate, Roma no, Milano no, New York no, l'Islanda no, Parigi no, ma perché non andate a fare Cosa? Perché non andate a farvi un bello giro in Spagna? Bella la Spagna! Madrid! I torelli, Non mi amore. toccare, Madrid! Sì, c'è la Barcellona, paella, c'è il Madrid. Allora, Vuoi con questo calcio? allora facciamo la Spagna? Facciamo la Spagna. Facciamo la E Spagna. amore, in Spagna ci possiamo sposare, perché in Spagna si può. Ah sì, però sai che prima della Spagna io mi devo fare l'operazione per sposarti, caro. Ah, con ragione, prima la salute, certo. Prima si mette a posto la salute e poi abbiamo arredato. No, quale salute? Si deve operare? Non è un problema di salute. Si deve operare di che? D'appendicite, no?
No, di naso. più giù, Naso? più giù, Si fa la caviglia? più su, Che sa, c'è i ginocchi? più su, Le anche, sa fare qualcosa? di lato, L'ombilico? più giù, Più giù dell'ombilico, più sopra della coscia? Basta, dammi centaglio, basta. No, ecco bravo, Bravo. Ha capito? ha capito? No, in Spagna no, per queste cose, scusate. E dove? E ora ve lo dico subito. Pronto? Pronto, signora Rosa? Senta, lei l'anno scorso quando si è operato? Oh, ma no, i donzelli, signora Rosa, non faccia... Signora Rosa, non faccia l'ognomo. A me mi può dire, quando sono avuto un pezzo di carne morta, che lei si ricorda? Si ricorda? Che lei mi disse che stava... Signora Rosa, siamo tra noi altri, a me mi può dire... Sì, dove si andò a operare lei? Lo so. Casablanca, Marocco. Grazie. Dovete andare in Marocco. Casablanca! Noi siamo come le lucciole, viviamo nelle tenebre. Lei è un disgraziato, alla fine se non ci mette in mezzo me non è contento. Il signor Enrico Guarneri Litterio con Cosimo Grazie. Contraro e Vincenzo Volo.